Ci proviamo a vedere. Io sono bambino, non ce ne sono. Le mamme dei bambini morti di tumore nella Terra dei Fuochi si sono date appuntamento a casa di Imma. Hanno stampato 150.000 cartoline con le loro facce e le hanno inviate al Papa e al Presidente della Repubblica. Hanno ignorato completamente. Che cosa gli avete chiesto? Aiuto. Aiuto e il danno, cioè la beffa maggiore è stata poi scoprire che al nostro presidente a cui mandavamo le cartoline era il primo ad essere stato informato, perché all'epoca dei verbali di Schiavone era ministro degli interni. Io ho perso mio figlio che aveva 9 anni e mezzo. Mio figlio è morto a giugno di questo mese, cioè 8 anni. Sì, 30 giugno. Lui è un osteosarcoma, si è ammalato di osteosarcoma, tumore dell'osso con metastasi ai polmoni. Pure a me quando siamo arrivati in ospedale hanno detto che era causato dall'inquinamento. È 1 anno e un mese che non c'è più la mia Dalia. Linfoma non Hodgkin, e anche qua la prima cosa mi è stata chiesta: ma dove abitate? Perché noi eravamo a Roma quando eravamo in vacanza, quindi abbiamo fatto questa radiografia per un semplice strappo muscolare, gli avvertiva un po' di dolore al costato e ci hanno detto: ma dove abitate? Io dico Casalnuovo, dice ma è una zona inquinata, e io subito dico no, lì ci sono tutte campagne, perché nella mia testa l'inquinamento faceva rima con Napoli Centro, quindi con la zona più dove c'era maggiore smog. Perché questi rifiuti dovevano essere smaltiti in modo diverso rispetto ai rifiuti urbani? Perché facevano venire tumori e delle malattie incurabili. Ovviamente se me li ritrovo nell'acqua, se me li ritrovo sottoterra e se me li ritrovo nell'aria, perché comunque questi roghi venivano appiccati in ogni ora, io ero sempre chiusa col balcone perché appena aprivo c'era puzza di plastica bruciata, è normale che mia figlia e i loro figli sono stati esposti a 200 agenti cancerogeni rispetto a chi ne ha 50, ed è ovvio che nel momento di debolezza, magari per una semplice debolezza del corpo, si sono ammalati di cancro, punto. Noi chiediamo giustizia, come ogni mamma che perde un figlio, che è vittima della terra, che è vittima delle istituzioni, che è vittima dello Stato, perché i nostri figli sono vittime, e chiediamo giustizia per il futuro di quelli che verranno.